Ben ritrovati cari telespettatori e come vedete alle mie spalle CIA, agricoltori italiani, parliamo di agricoltura nel Veneto in modo particolare e di criticità relative a questo settore, ma anche ci saranno delle note positive perché dobbiamo trovare anche aspetti positivi e poi vedere come sono possibili, come è possibile risolvere alcune problematiche che sono emerse. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Maurizio Antonini, direttore di CIA Veneto. Grazie direttore di essere ritornato. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Ben accompagnato, come vedete, e la posso presentare perché è la prima volta che viene da noi in studio, l'architetta Federica Senno, presidente CIA Venezia, vicepresidente regionale della CIA. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie. Ci racconterà con l'occasione della sua presenza, così per farsi conoscere la sua storia, una storia molto particolare, perché io ho sottolineato dire architetto, perché effettivamente nasce professionalmente in un altro settore e poi un passaggio importantissimo, una carriera strepitosa con grande dedizione e grande passione, ma lo vedremo meglio insieme. Prima io vorrei inquadrare con lei, direttore, con tutti e due, quelli che sono gli elementi di criticità in questo periodo. In primis queste temperature freddissime che sono scese, artiche, inaspettatamente e inopinatamente dal nord e cosa hanno provocato sostanzialmente? C'era un bel clima tiepido, c'erano delle fioriture anche anzitempo, sembrava tutto volgere in un certo modo e poi invece è arrivato il grande freddo. Ci sono dei danni riscontrabili da questo? Guardi, innanzitutto bisogna ricordare che ci sono state temperature sì fredde, però non hanno provocato danni importanti come le gelate dell'anno scorso o 2-3 anni fa, che aprile proprio era, mamma mia, creato una grossa difficoltà nel settore agricolo. Le gelate sono intervenute, però non di grande entità e quindi i danni oggi si rilevano a livello regionale molto lievi e su determinati territori, e quindi una situazione sicuramente sotto controllo. Quindi nessun danno, però permane la questione di siccità ed è stato emanato anche un'ordinanza, un decreto da parte del Presidente della Regione del Veneto, no? Quindi che regolamenta questo settore in modo adesso abbastanza definito. Sì, guardi, il regolamento che è stato emanato da parte della Regione Veneto è un regolamento di raccomandazione e di divieto sull'utilizzo dell'acqua. Oggi abbiamo una grossa difficoltà idrica nel Veneto e anche in Italia in generale. Nel Veneto basti solo pensare che nel mese di marzo sono piovuti 37 mm d'acqua contro i 66 mm di anni precedenti, a febbraio è andata ancora peggio, 5 mm contro i 60 mm della media del mese, quindi una situazione di difficoltà di precipitazione. Oltre a questo abbiamo difficoltà nelle precipitazioni nevose, noi molto importanti, interessanti per rimpinguare sicuramente i laghi, no, per creare le scorte, meno 40% rispetto al 2022, abbiamo riduzione della capacità di fiumi che varia dai 30 ai 40 ai 60% dei nostri fiumi, che è il Brenta, l'Adige e il Piave. Quindi guardi, è una situazione di difficoltà che la ritroveremo fra qualche mese, nel mese di maggio-giugno, in cui le aziende agricole avranno necessità di irrigazione, quindi è una situazione di grande difficoltà. Vicepresidente, cosa ne dice da questo punto di vista? Quali sono i riscontri anche nel territorio, per dire, dove lei lavora, del veneziano, dove ci sono tantissime anche aziende che hanno particolari produzioni, no? Tipo vitivinicolo, sì, per esempio. Sì, o pensiamo per esempio alla zona del Cavallino, Tre Porti, dove l'orticoltura è estremamente importante, è un settore di grande importanza. Di alta qualità peraltro. Esattamente, il pomodoro verace, il cuore di bue che vengono insomma prodotti nella zona del Cavallino sono famosi non solo in tutta la provincia ma in tutto il nostro territorio proprio per la qualità stessa del prodotto, e quindi c'è la necessità che i nostri agricoltori facciano fronte alle loro attività potendo utilizzare l'acqua. È chiaro che c'è bisogno di una cabina di regia, c'è bisogno che l'acqua venga gestita e utilizzata in maniera ottimale in modo tale che tutti ne possano utilizzare.
Ecco, relativamente a questo aspetto della siccità, tanti hanno puntato un po' il dito contro l'agricoltura dicendo ancora è un'agricoltura che non si è evoluta perché utilizza tanta acqua, quando ci sono ormai tecnologie all'avanguardia per un utilizzo proprio minimo, controllatissimo. È così oppure è dovuta alla non buona conoscenza che si ha ormai di un settore che si è evoluto, o non tutti possono dotarsi di certe strumentazioni, perché poi ricordiamolo comunque strumentazioni innovative che sono anche costose? Sì, diciamo che l'agricoltura viene vista molto spesso come il capro espiatorio un po' di tutto, diciamo le cose come stanno. Ci sono settori in cui c'è la possibilità di utilizzare l'irrigazione a goccia, per cui di avere un grandissimo risparmio idrico. Ci sono altri tipi di colture che per sua natura hanno bisogno di grandi quantità d'acqua e che non possono utilizzare il sistema a goccia, ma appunto bisogna utilizzare altri tipi di irrigazione. Il punto è che se dobbiamo fare sì che nei nostri supermercati, nei nostri mercati ci siano i prodotti italiani, ci siano i prodotti provinciali e di tutta la nostra zona, è chiaro che gli agricoltori devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare. Secondo lei, direttore, qual è un po' in generale la situazione? Beh, guardi, sulla questione dell'acqua i nostri agricoltori stanno facendo grossissimi investimenti, lo ha detto il mio Presidente, cioè oggi gli agricoltori stanno facendo investimenti abnormi per quanto riguarda gli impianti di irrigazione, quindi dall'irrigazione ad aspersione, irrigazione goccia a goccia, quindi con l'utilizzo sempre più specifico dell'acqua, oltre a tutta una serie di tecniche con sensori ed altro per dare l'acqua nel momento in cui serve alle piante e non nel momento in cui vi è necessità. Però diciamoci fino in fondo, però noi nel Veneto quando mai avevamo avuto un problema dell'acqua? Perché questo è il punto, tant'è che noi oggi tutta una serie di investimenti, di infrastrutture, di bacini e quant'altro non li avevamo messi nell'ottica di farli. Perché? Perché noi nel Veneto avevamo tantissima acqua. Cioè siamo in ritardo perché non c'era neanche mai problema. Non c'era nessun problema e quindi oggi additare gli agricoltori, come ha detto il mio Presidente, su una situazione di questo tipo non è corretto. Cioè oggi vi è la necessità dell'utilizzo dell'acqua in maniera corretta. Bene, l'agricoltura e gli agricoltori sanno perfettamente come e cosa devono fare. Chiaramente su tutto quanto questo ci devono essere degli investimenti infrastrutturali. Bene ha fatto la Regione Veneto nell'individuare quali sono oggi gli interventi che dobbiamo da subito fare, quindi quando si parla da subito entro i 2 o 3 anni. Primo, la riattivazione o l'attivazione di quelle 17 cave che danno la possibilità anche di bacino e dare la possibilità agli agricoltori di utilizzo dell'acqua. Secondo, un investimento di una decina di invasi nella Regione Veneto per dare la possibilità alle aziende agricole sempre nell'utilizzo dell'acqua, e la terza, dare la possibilità ai consorzi di bonifica di fare quegli investimenti nei capi fossi o nelle rogge per trattenere l'acqua quando ce n'è. Tutto quanto questo vuol dire fare un investimento di 900 milioni di euro. Sono tantissimi soldi, però un passo alla volta, se questo è l'obiettivo, su questa strada si deve andare, quindi un investimento dopo l'altro per arrivare a avere una regione che avrà la possibilità di dare al mondo agricolo circa 90 milioni di metri cubi d'acqua che serve agli agricoltori per la produzione dei nostri prodotti e per dare la possibilità alle aziende zootecniche di avere i prodotti corretti per quanto riguarda l'alimentazione del bestiame e la produzione di quei prodotti DOP IGP che poi noi troviamo nei nostri supermercati. Ecco, lei citava i bacini di bonifica e anche i consorzi di bonifica in cui da un po' di tempo anche gli agricoltori sono dentro, per cui hanno un certo qual potere consultivo decisionale, insomma, in proporzione alla presenza. Hanno fatto qualcosa, vi risulta qualche cosa? Perché ancora tempo fa ne avevamo parlato che c'erano lavori che avrebbero dovuto essere intrapresi anche per evitare poi, quando l'acqua ne viene tanta all'improvviso, che questa poi provochi dei danni all'agricoltura, e sono anche questi già verificati. Sì, i consorzi di bonifica stanno facendo grossi investimenti, l'ultimo uno di ultimi investimenti, ma non come data ma come entità, circa 3.000 ettari di terreno nell'area pedemontana per l'irrigazione ad aspersione.
ma oltre a questo ci sono stati fatti ulteriori investimenti dei consorzi bonifica. I consorzi bonifica tra l'altro hanno presentato progetti per milioni di euro in Regione Veneto all'interno del PNRR che va in questa direzione. Quindi i nostri consorzi di bonifica sono nel pezzo, come si dice in questi casi, quindi danno la possibilità agli agricoltori di utilizzare l'acqua. Chiaramente nella possibilità quando l'acqua ce n'è, quando non c'è acqua purtroppo non ce n'è per nessuno, e quindi la difficoltà del mondo agricolo è una difficoltà PNRR, lei ha proprio ha citato questa misura interessante. Sono previsti quindi degli stanziamenti, bisogna però incominciare presto i lavori, perché qua anche siamo nella situazione in cui si dice si rischia anche di perdere tanti soldi, anche per l'agricoltura è così. Sì, guardi, su questo bene ha fatto il governo nel decreto siccità, in cui in questo decreto siccità intanto ha costituito una cabina di regia che è costituita dalle varie regioni ma anche dalle associazioni agricole e i portatori di interesse, che hanno proprio questa necessità di individuare quali sono le aree, quelle oggi più difficoltose, e su queste aree intervenire col PNRR e quindi con interventi strutturali. Oltre a questo vi è anche la costituzione di un commissario straordinario. Altro aspetto importantissimo, perché diamo l'esempio del Veneto, noi quando abbiamo bisogno di acqua dobbiamo sempre chiedere per piacere al Trentino, infatti volevo chiedere questo. Ma l'ho anticipata questa volta, al Trentino o altre regioni di concederci l'acqua. Oggi col commissario straordinario invece il commissario può intervenire direttamente in queste regioni e concedere l'acqua al settore oggi in difficoltà come il settore dell'agricoltura. Quindi ecco, sono interventi che sono all'interno del decreto siccità, penso che sia interventi importanti, molto voluto tra l'altro da CIA ma anche dalle altre organizzazioni agricole. Penso che questa sia una prima risposta concreta che noi diamo al mondo e al settore dell'agricoltura. Ecco, relativamente a questo, Presidente, l'intervento dal punto autoritativo da parte del commissario nei confronti di una regione che, tipo il Trentino, che si è manifestato un po' a volte reticente, proprio ognuno dopo avvalla le proprie ragioni, giustamente. C'è possibilità di trovare invece una modalità di accordo, di vantaggio reciproco secondo lei, oppure bisogna che proprio venga interiorizzato questo fatto, si agisce per l'interesse collettivo nazionale? Beh, ricordiamo che l'acqua è un bene comune e non è del mio comune, per cui bene il fatto che ci sia o della mia regione o della mia regione. Bene il fatto che ci sia un commissario che ha una visione ampia e cercherà appunto di favorire tutto il territorio, tutto il bacino, e non sfavorire nessuna parte del territorio, e quindi bene il fatto che venga messa da parte una visione campanilistica ma che si proceda verso una gestione collettiva e collegiale di un bene pubblico e collettivo come quello dell'acqua. Quindi a farsene una ragione. La zona della provincia di Venezia soffre tanto quanto altre aree del territorio di questa situazione di carenza idrica, o in qualche modo ci sono delle fonti di approvvigionamento interessanti? Beh, la provincia di Venezia, oltre ad avere problemi di siccità, ha anche problemi per quanto riguarda la risalita del cuneo salino lungo i corsi dei fiumi. Quindi non è solo quella del Polesine che... No, anche nel Veneto orientale abbiamo questo tipo di problema. L'estate scorsa il sale dell'acqua marina è risalito fino a 15 km all'interno dei nostri fiumi, per cui in quella fascia che non è proprio più costiera i nostri agricoltori non hanno potuto utilizzare l'acqua per irrigare i campi proprio per la grandissima presenza di sale. Siamo in pubblicità, dopo comunque gliela faccio lo stesso, l'hanno chiesto tantissimi, desalinizzazione. Guardi, è un tema molto, molto specifico quello della desalinizzazione. Non si può parlare di desalinizzazione sul mondo dell'agricoltura perché oltre al costo dell'impianto c'è anche il costo per fare andare questo impianto e quindi il costo dell'energia. Oggi il costo si aggira intorno dai 0,30 ai 0,50 euro metro cubo. Per irrigare un ettaro di mais la spesa si aggirerebbe intorno ai dai 1.000 ai 1.500 euro ad ettaro. Quindi
capiamo perfettamente che la desalinizzazione oggi è un tema sicuramente importante, però per il settore agricolo oggi ancora non raggiungibile, mentre vi è la possibilità, questo sì, di trovare quei sistemi che permettono di irrigare anche su terreni salati. Veneto Agricoltura su questo ha fatto un progetto importante a Valle Vecchia, in cui con dell'irrigazione o subirrigazione e con la possibilità di immagazzinare l'acqua piovana nel momento in cui c'è tanta acqua piovana e quindi non va nel territorio ma scorre nel terreno e quindi va nelle canalette e quindi non viene salata, con sensori in cui danno la possibilità di capire quanta salinità che c'è di quest'acqua, vi è la possibilità di immagazzinare quest'acqua e darla con questi sistemi di irrigazione alle aziende agricole. Ecco, questo è un sistema importante che Veneto Agricoltura ha già sperimentato su un'azienda di circa 100 ettari, che è quella di Valle Vecchia. È un quindi progetto funziona questo? Che funziona, dà anche buoni risultati, quindi è un progetto che a nostro avviso, come CIA, chiediamo che i consorzi di bonifica si facciano carico anche di queste situazioni, anche di questi progetti, per dare sempre risposte a quei territori, come ha detto il mio Presidente, litorali, quindi quelli più vicini al mare, in cui il problema della salinizzazione è un problema reale. Quindi questo potrebbe essere molto interessante. Torniamo insieme, andiamo in pubblicità qualche secondo, poi se voi volete scriverci approfittatene, ci vediamo tra poco.